Allora, questo morrone, canali di scalo e l'acqua. Ci avviciniamo alla domus. Qua sopra, allora all'esterno, come vedete, ci sono i residui d'ocra chiarissimi. Poi qua abbiamo questa specie di celletta, credo votiva. Sopra è come se avessero tagliato dei blocchi, una specie di cava. Ora entriamo. Allora, qua abbiamo due falsi pilastri che hanno l'ocra ancora, residui d'ocra sia sui pilastri e sia sull'ingresso, che bellissimo. Scusate, volevo strisciare perché è molto basso. Ecco, aiuto. Qua vedete c'è una scanalatura che probabilmente consentiva al masso di chiusura di poggiare. E qua dentro questo è un vero spettacolo. Guardate un po'. Allora, qua vedo un gradino, poggio, non so dove poggiare la luce per farvi vedere bene, provo così. Passo sul gradino, ecco qua, e sono dentro. Allora, guardate che meraviglia, le corna di toro stilizzate lungo tutta questa parete. Un falso pilastro, vedete, bellissimo, e un altro falso pilastro, sotto le corna di toro, ocra, residui d'ocra. Qua abbiamo una splendida cella con un pipistrello, vedete, povero, sta dormendo. Qua abbiamo un pilastro, si vede ancora l'ocra. Qua abbiamo una scanalatura, uno scavo. Qua di lato è una specie di zoccolo alto. Qua una scanalatura, un altro falso pilastro. Un pilastro. Qua abbiamo una specie di coppella, non so se è una coppella, un focolare, non lo so, comunque è pazzesca. Poi qua abbiamo una seduta, non so se è un gradino o una seduta, perché poi dietro c'è una specie di celletta, anche qua sembra esserci un falso pilastro. E qua abbiamo il toro, con le corna di toro stilizzate e un altro pilastro. Qua un'altra cella, qua abbiamo un altro pilastro e qua un'altra cella. Adesso mi preme farvi vedere una cosa bellissima che è il tetto a doppio spiovente. Aspettate, appoggio in maniera tale che si possa vedere meglio. Ecco, forse così, e vi faccio vedere. Guardate che meraviglia. Questa è la parte centrale, coperta di ocra, con tutti col tetto a doppio spiovente, insomma, pazzesco. Sono veramente molto emozionata perché è uno spettacolo pazzesco, bellissimo. Spero di essere riuscita a farvi vedere bene, perché da quella parte c'è la luce, quindi non si vede bene. Aspettate un attimo, provo a girare, così forse, ecco, così riuscite tra la luce che filtra e quella che è là a vederlo. Meraviglioso, veramente una tomba stupenda, soprattutto l'ocra, le corna di toro stilizzate, il soffitto, sentite la voce come ribomba, i falsi pilastri, che emozione, bellissima.
Siamo su Murrone e queste sono le domus, una